2, 3, 4, 5, 6. Mamma, sono uscito pazzo. E Fiorentina, te lo sei fatto un bel vassoio di babà e ora te lo porti a Firenze. Ma ciao a tutti amici da Napoliello 87. Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel like, l'iscrizione al canale, attivare la campanellina per restare sempre aggiornati con i video di Napoliello e condividere il video con i vostri parenti ed i vostri amici. Ragazzi, si gode oggi perché il Napoli finalmente ha fatto una grande prestazione ed è stato concreto, più che concreto, ragazzi. Abbiamo avuto 7-8 palle gol, 6 le abbiamo buttate dentro, ragazzi, meravigliosi, spettacolari. La fase difensiva non ha concesso nulla, a parte i primi due tiri nel primo tempo, poi basta, la Fiorentina inesistente, il tiro di Ribéry e il tiro di Biraghi, dove hanno scheggiato una traversa e dove Ospina è stato strepitoso sul tiro di Ribéry. Poi solo Napoli, ragazzi, siamo stati meravigliosi. Petagna, che partita ha fatto Petagna? Mi devo ricredere perché oggi ha fatto una grande partita, ma non solo oggi, anche la scorsa partita ha segnato, un paio di volte che va a segno. Oggi ha fatto 2 assist dove sblocca la partita subito il Napoli con Insigne e scarico di Petagna, un altro assist di Petagna in mezzo per Diego Demme, 2-0. Poi grande gol anche del Ciuchi Lozano, ragazzi, che Insigne anche lì, che pallone gli ha messo, ragazzi, ma vogliamo parlare? Che pallone ha messo sul taglio di Lozano, entrambi perfetti, ragazzi, mi sembra il taglio di quando c'era Calleconni, lo stesso taglio ha fatto Lozano, mamma mia, ma il pallone di Insigne è qualcosa di spettacolare. Arriva anche il 4-0 a fine primo tempo perché segna anche Piotr Zielinski. Che continuità ha trovato questo giocatore, ora sta anche segnando. È 4-0 all'intervallo, ragazzi, un grande Napoli, difesa perfetta, Manolas e Koulibaly insuperabili anche nel secondo tempo, non si passava, Vlahovic ci ha provato ma non sono riusciti a passare. Il Napoli trova anche il 5-0 nel secondo tempo nonostante la gestione della partita, perché il Napoli ha gestito la palla dopo il 4-0, non ha voluto affondare tante volte. Però arriva il 5-0 grazie a Bakayoko che riesce a farsi far fallo su Castrovilli, rigore che Insigne non sbaglia, angolatissimo, e andiamo sul 5-0. Poi il 6-0 perché non finisce, ragazzi, entra Politano e firma il 6-0, che grande gol di Matteo Politano che salta 2 giocatori e poi col sinistro incrocia. Mamma mia, sono uscito pazzo, mamma, ma fai uscire pazzo, non fare così. Ma perché Napoli fai così? Ma perché gliene ha fatti 6? Sono troppi. Quanto è importante Demme, come dicevo io. Demme è troppo fondamentale perché dà equilibrio alla fase difensiva e centrocampo. Ragazzi, ha fatto una grande prestazione Diego Demme, oltre il gol. Poi la fase difensiva, Manolas e Koulibaly insuperabili. I terzini hanno fatto una partita perfetta, sia Esai che Mario Rui. Bakayoko, grande partita anche per lui. Cioè, faccio difficoltà a trovare uno che abbia fatto male oggi. Hanno fatto tutti bene, siamo stati perfetti, ragazzi. Quando non subisci gol sei stato perfetto, da Ospina in su. Nella fase offensiva che ne parliamo a fare, ragazzi? Il capitano, che assist e che gol. Petagna, 2 assist. Politano, un gol capolavoro, così come Lozano sul taglio, ragazzi, non ci hanno capito nulla e ora se ne vanno a casa con 6 babà. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, e se non l'avete ancora fatto e che aspettate che io ritorno a Napoli, iscrivetevi al canale, voglio. Mio caro Fiorentino, pensavi tu che io oggi mi mangiavo la bistecchina? Invece tu ti sei preso valsoina e ti sei messo 6 babbaina. Ciao ciao. E buona domenica a tutti amici da Napoliello 87. E come sempre, vai giù, forza Napolès.